Parlare di sociale ai lettori oggi significa fare un tuffo drammatico nella realtà, perché veniamo da 2 anni di pandemia e quindi di una pandemia anche sociale, mentre noi abbiamo parlato soprattutto di pandemia sanitaria, ma in parallelo c'era una pandemia sociale drammatica che ha rivelato tutta la fragilità della nostra società, perché ha fatto emergere il dramma del precariato, il dramma dei giovani, il dramma delle persone italiane e straniere che vivevano in equilibrio, un equilibrio magari faticosamente raggiunto dopo la crisi del 2008 e che è precipitato. Certo, le cose poi si sono parzialmente riprese, però poi la transizione energetica, la guerra hanno riportato le ombre su quello che è il futuro delle persone che sono sempre più vulnerabili, e non solo, perché si prevede, perlomeno lo prevedono tutti quelli che sono i sensori di avvenire, cioè gli enti caritativi, si prevede che ci sia sempre maggiore difficoltà per pagare le bollette, per pagarsi da mangiare. C'è gente già adesso che deve decidere se curarsi o mangiare, sono soprattutto gli anziani. Ecco, tutto ciò deve trovare sempre più cittadinanza accanto a quello che succede nel mondo, accanto al problema delle tonnellate di grano che non vanno in Africa, perché è tutto legato, perché certamente l'Africa che poi ha fame mette in movimento flussi migratori, ritorniamo ad avere paura dell'invasione, ci si chiude e qui abbiamo la povertà e si crea, con la strumentalizzazione del sociale, del giornalismo sociale, si crea una guerra tra poveri che in genere fa il gioco degli sfruttatori. Un altro dato interessante è che in questa pandemia chi era ricco è diventato scandalosamente più ricco. E sono gli uomini dell'economia dei social, ma anche gli uomini delle grandi multinazionali del farmaco, delle grandi multinazionali. In questo momento si stanno certamente arricchendo quelli dell'industria delle armi. E allora bisogna raccontare tutto ciò tenendo conto che poi il lettore deve avere sempre di più una prospettiva ampia per poter poi trarre le proprie valutazioni e decidere, anche perché la politica sempre più è stata messa da parte in questi anni, la politica, ma sempre più c'è bisogno di politica per avere anche una certa giustizia sociale. I flussi migratori non si sono interrotti e la cosa che è interessante è che comincerà la stagione turistica con le aziende che hanno bisogno di manodopera e non la trovano. Allora io dico, la legge, per esempio, non tutti sanno che la legge che regola l'immigrazione in Italia, non sto parlando dell'idea emergenziale che abbiamo noi, cioè dei barconi che arrivano, ma delle persone che vengono in Italia a lavorare, è una legge vecchia, una legge penalizzante, una legge assurda per certi aspetti, all'età di mio figlio maggiore che ha 21 anni. Ora, è una legge che risale all'altro secolo come idea. Allora, aggiorniamo questa legge sull'immigrazione, mettiamoci attorno al tavolo, facciamo entrare regolarmente le persone di cui l'Italia ha bisogno per il periodo che ne ha bisogno. Vengono dall'Africa, vengono dall'Asia, vengono dall'America Latina, vengono da dove serve, ma ce ne abbiamo bisogno perché siamo una società vecchia e i nostri giovani vanno a lavorare all'estero per avere dei lavori più stabili e remunerativi, e serve gente che faccia i lavori qui, altrimenti questa società non cresce e si genera un circuito di povertà.